Il 50° è arrivato, Longarone si prepara a ricordare il Vajont con commemorazioni civili e cerimonie religiose. Qui, 50 anni fa, si stocca una frana dal Monte Toc. Un sasso è caduto in un bicchiere d'acqua che è uscita sulla tavola, solo che il sasso era grande come una montagna, il bicchiere alto centinaia di metri e sulla tovaglia migliaia di creature umane indifese. Così la descrisse Bellunese Dino Buzzati, e quell'acqua annientò Longarone, colpì Erto, Casso e Castellavazzo, e la sua onda di morte arrivò fino in Valbelluna. 1910 vittime, paesi cancellati, famiglie distrutte. Per il 50°, dopo tante polemiche sugli assenti, a rappresentare lo Stato salirà il Presidente del Senato Pietro Grasso. Il Presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso sarà presente alla commemorazione civile il mattino al Palasport, prima farà anche una visita al cimitero delle vittime di Fortogna. Penso che sia una importante presenza per le nostre comunità e lo Stato deve farci sentire la sua vicinanza in questo momento. Il cimitero, la cerimonia al Palasport, l'ultima volta qui fu per i 40 anni alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, poi le cerimonie religiose in tutti i comuni del Vajont. Ma la tragedia sarà ricordata con diverse iniziative in tutta la provincia bellunese, dalle scuole ai comuni, tante le manifestazioni in programma. Ma il dramma del Vajont è stato dramma di tutto un territorio. Così i sindaci della Valle del Piave, da Longarone a Feltre, lanciano un appello a tutti i loro cittadini: esporre fuori dai balconi la sera del 9 ottobre un lumino, una candela per ricordare le vittime, un fiume di luci per il Vajont per non dimenticare. Pensiamo che sia una modalità con cui possiamo coinvolgere un po' tutti i cittadini, se vogliamo, nel ricordo del dolore, nel mantenere ovviamente alto il ricordo di questi accadimenti, ma soprattutto ci serve per ricordarci di ciò che è avvenuto e quindi per fare in modo che la memoria non si estingua con il passare degli anni e quindi rimanga sempre viva in noi. Con una speranza che, una volta spente le candele, il Vajont non ricada nel buio.